Siamo a Pastrengo, Pastrengo vicino Verona, e Pastrengo nel 1848 è stato sede di una battaglia vittoriosa da parte dei Savoia, all'epoca chiamiamoli piemontesi, contro gli austriaci. Poi naturalmente gli austriaci sono diretti verso Novara e ahimè noi abbiamo perso il 23 marzo 1849, abbiamo perso la battaglia di Novara. Allora cosa succede? Abbiamo cercato di fare un gemellaggio tra noi che abbiamo perso e loro che hanno vinto. Qui c'è stato un carnevale e naturalmente ci hanno invitato e siamo gemellati ormai con questi personaggi di Pastrengo e abbiamo conosciuto tantissime altre maschere che non avremmo avuto possibilità di conoscere perché noi siamo molto più lontani. Eppure qui li abbiamo trovati, siamo stati accolti bene. Abbiamo oltretutto mangiato bene, ma questo indipendentemente da tutte queste manifestazioni qui è merito della mia regina che fa sempre delle cose meravigliose, ma adesso abbiamo degli amici in più e di questi siamo contenti ed è contenta anche tutta la mia corte. Io sono molto contento della mia corte, ma soprattutto sono molto contento della mia regina. Bellissima giornata oggi qua a Pastrengo. Ci hanno dato veramente un'accoglienza molto molto calorosa e questo fa sì che noi siamo veramente orgogliosi di essere novaresi. E adesso vorrei che parlassero come sempre i miei e la mia corte, lasciamo le parole a loro. Ci hanno accolto benissimo, soprattutto ci ha stretto la mano il sindaco e questo mi rende molto orgogliosa. È stata una bellissima manifestazione, ci siamo divertiti parecchio, tante belle maschere e tanti bei gruppi in costume. È stata la mia prima esperienza, è stata molto bella, è un bel modo per avvicinare anche i giovani a questa cosa, perché magari si pensa che è soltanto per gente un po' più adulta, ma non è così. Infatti qua non ci sono anche giovani e meno giovani, è un bel modo per unire tutti, fare belle esperienze, conoscere nuova gente anche di altri paesi. Doveva essere una giornata piovosa, doveva saltare tutto, invece c'è stato comunque sole, un po' di vento, però è stata comunque una bellissima giornata.